Lorenzo, partiamo subito dal primo derby che hai vinto, era l'anno 1988, poi dopo hai replicato la vittoria l'anno dopo, quindi ti chiedo di ripercorrere queste fantastiche vittorie. Allora, per quanto riguarda il primo derby, è un derby molto importante per la mia carriera, perché a 28 anni vincerlo penso sia il sogno di qualsiasi allievo o guidatore. Fu un derby tutto sommato semplice, perché il cavallo andò in testa, non aveva avversari, vinse facile, però era un cavallo che era molto favorito e mi ricordo in particolare quell'anno lì feci l'intervista con Icardi per la Rai, praticamente prima della corsa, perché aveva problemi con i cameraman della Rai, come se avesse già vinto, eventualmente avesse perso non l'avrebbe mandata in onda, e quindi questo è un episodio un po' buffo da raccontare. Invece Lancaster è stato un derby sofferto, veniva da un periodo sottotono, bisognava partire dal numero 8 in alto, e quindi è stato un derby sofferto, ma poi dopo è stato anche più bello perché non ci se lo aspettava, ecco. La corsa però gli venne bene, perché andò quinto in corda, davanti si tirarono un po' il collo due cavalli, e quando spostò vinse di tutta la retta d'arrivo di Roma, quindi è stato un bel periodo. Anche l'anno dopo, sfiorato con Mol degli Dei, perso in fotografia da di Esolo di una mezza testa, quindi secondo dopo 2 vittorie nel derby. È stato un periodo bello, felice. Bologna, direi che la corsa che ho più nel cuore è il Gran Premio della Repubblica di Your Worst Nightmare, che ha battuto Kit Lobel, una cavalla di Linstead molto, molto quotata in Europa, e poi anche il Repubblica di Probing, che ho battuto Jimmy Takter, che è uno dei più grossi allenatori guidatori degli Stati Uniti, con Mr. Lavec. Queste sono le 2 corse su Bologna che ho più nel cuore. E chiaramente ho vinto 5 volte il Criterio Marcoveggio, il Continentale 3 volte. La pista di casa, cioè Bologna e Cesena, mi hanno regalato grandi soddisfazioni. Anche Cesena, ricordo il Città di Cesena vinto con Gobernador su Edi Gubellini, con Gainsford. Fu per me una grossa soddisfazione, perché in quell'anno lì avevo fatto 6 Gran Premi difilati, vinti, e quindi il sesto fu proprio il Città di Cesena. Fatto anche dei periodi negli Stati Uniti, se ci vuoi raccontare questa esperienza. Sì, no, andai via molto presto, che ero allievo, avevo già vinto 45 corsi il primo anno, però mi interessava molto perfezionarmi sull'allenamento dei puledri. L'America è stata per me un trampolino di lancio, perché mi ha dato l'opportunità di vedere tecniche nuove che in Italia in quell'epoca tendenzialmente si tenevano i cavalli dentro l'ippodromo in allenamento, e in campagna ci mandavano i puledri o le fattrici. Invece, tornando a casa da quell'esperienza, trasformammo la Pradona in centro di allenamento, e siamo stati i primi a avere la pista dritta, quindi a fare a puledri un po' più veloci, un po' più precoci nel training, e quindi è stato, secondo me, un'esperienza da incorniciare. Ma negli anni com'è cambiato il modo di allenare? Ti chiedo anche il tuo approccio nell'allenare e formare i cavalli. Ma gli allenamenti per me adesso sono quasi tutti a uno stesso livello. La differenza in questo momento la fa proprio il posto, il centro di allenamento, con delle piste insabbiate, un po' in salita, e soprattutto lo fa il personale qualificato. L'allenamento, secondo me, ottimale è quello che lo dà l'allenatore stesso, cioè deve essere un uomo che ha molta fantasia, perché non è che tutti i cavalli sono uguali e vanno presi un pochettino per il verso giusto. Cosa rappresenta Giancarlo Baldi, tuo padre? E ti chiedo anche di raccontarci qualche aneddoto che ti è rimasto particolarmente impresso. Mio papà mi ha insegnato tante cose, come per la perseveranza, la costanza e il mestiere. Chiaro che io, girando all'estero, ho avuto scuderie negli Stati Uniti tanti anni, da cui ho vinto lo Yonkers Trot, che è una prova della triplice corona, e ho cercato di carpire un po' da tutti, dove sono stato a lavorare, i segreti dei cavalli e dell'allenamento. Chiaro che venire fuori sotto l'ombra di mio padre era molto difficile. Io ho cercato, conoscendo bene mio padre, di sistemare le cose che io non vedevo giuste in lui, come vedevo cose molto
di talento, insieme avevamo creato un grande team, ed è la forza di avere poi tanti risultati. Parliamo anche di un momento difficile che hai dovuto attraversare e se ci vuoi parlare anche di questo. Momenti difficili nella carriera di un allenatore, guidatore ci sono purtroppo. Quello più importante per la mia carriera è stato nel 2009, esattamente il 28 marzo, vincendo un Gran Premio a Roma, Tor di Valle, che all'epoca era ancora aperto. Dopo il palo ebbi un'emorragia cerebrale, fui ricoverato al Policlinico Gemelli per 2 mesi circa, in terapia intensiva. Fortunatamente si fermò l'emorragia immediatamente, quindi ho dovuto passare 1 anno e mezzo di convalescenza, non poter guidare così, per fare tutti gli accertamenti, per avere una concausa che non si è mai arrivato, perché nella cartella clinica c'era sine materia, cioè senza motivo. Questo è stato un momento difficile perché dopo 1 anno e mezzo fuori avevo perso molti clienti, molti cavalli e ho dovuto ricominciare, e con l'impegno e la costanza sono ritornato ai massimi livelli. Gli obiettivi che hai nell'immediato quali sono? Si pensa sempre di tirare fuori un cavallo fuori dal normale. Ecco, il nostro obiettivo è sempre tutte le mattine alzarsi alle 5 e lavorare, perché l'obiettivo è tirare fuori puledri e cavalli buoni. È chiaro che sogni nel cassetto ci sono ancora, perché per esempio l'Europeo ho fatto 3 volte la finale e nel Race Off l'ho persa tutte e 3 le volte, e quindi questa è una corsa che non sono riuscito a vincere.